Sindaco, dopo la presentazione ieri di Agrigento Capitale Cultura 2025, oggi si presenta il cartellone estivo con tante novità. Sì, oggi si presenta il cartellone estivo della stagione estiva teatrale, delle opere, dei concerti. È un cartellone molto ricco, è stato concepito anche con la collaborazione del parco e anche del distretto turistico della Valle Tempio, che ne terrà quasi la regia. Penso che anche quest'anno, e forse ancora di più rispetto al passato, abbiamo arricchito questa fetta di cultura. Agrigento ha bisogno di cultura, anche l'arte, anche la prosa, anche il teatro è cultura, e mai come ora, in questo momento di una candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura, mai come adesso questo è fondamentale. Oggi abbiamo presentato un cartellone di eventi molto ricco, molto variegato e sicuramente che contiene tanto, dallo sport alla cultura, alla musica, all'intrattenimento. Ci sarà veramente c'è tanta carne sul fuoco. Abbiamo presentato un cartellone di massima che è chiaramente un cartellone che sarà integrato, nel senso che il cartellone presentato è in linea generale quello che sarà fatto, però saranno dettagliati con successive comunicazioni e costantemente aggiornata la città, e tutti coloro che vengono ad Agrigento potranno consultare gli eventi, orari e dettagli. Un importante cartellone è l'obiettivo raggiunto di questa amministrazione e di questo assessorato, che è veramente la cosa che mi sta più a cuore, è il coinvolgimento di tanti attori di questa città, il Parco Valle dei Templi, il distretto turistico, tanti attori che sono veramente uniti e riescono a fare qualcosa di importante tutti insieme, perché tutti insieme possiamo raggiungere obiettivi che tante altre città d'Italia non hanno e che ci invidiano e che ci proiettano ad essere una delle prime città d'Italia. Assessore, qualche nome importante tra i tanti ho detto Berti per farne uno, ma non sono meno gli altri. Sì, ci sono tanti nomi importanti. Tra gli eventi più importanti abbiamo chiaramente questo del Ferragosto con Pablo DJ, che animerà la serata di Ferragosto, quindi ci sarà Orietta Berti ospite, ci sarà la sera prima un'importante kermesse con i cabarettisti di Sicilia Cabaret, avremo Natatangelo in concerto ad Agrigento, avremo Mario Incudine con un festival che sta nascendo di identità siciliana e di tradizioni popolari. Abbiamo veramente tanto, in questo momento non me li ricordo, li trovate dettagliati nel programma tutti, però è chiaro che è un calendario di grande rilevanza culturale e di intrattenimento. La DMO protagonista attiva di questa destinazione Agrigento? La DMO ha un ruolo di coordinamento e di promozione di questo cartellone veramente variegato, che si va a inserire a giusto merito nella promozione della Costa del Mito, quindi di questo progetto molto grande condiviso da Enit, Regione, addirittura dalle Nazioni Unite, e che dà ad Agrigento nuovamente un ruolo di grandissimo protagonismo all'interno del territorio siciliano. È un cartellone veramente molto articolato, noi faremo un buon lavoro di promozione e vi aspettiamo tutti ad Agrigento per vivere un'estate ancora più bella. Nilo Pisano presenta questa iniziativa. Oggi a Agrigento si presenta lo spettacolo I cartelloni estivi per aiutare la serata non solo agli agrigentini ma anche ai tanti turisti presenti. Il vostro rapporto? Sì, io oggi sono presente a questa conferenza stampa perché l'assessore Maglio Messina ha dato un contributo importante alla città di Agrigento affinché si facciano delle belle manifestazioni, venga animata l'estate agrigentina e naturalmente si vengono fatte delle manifestazioni per aiutare a risollevare il turismo in un periodo post-pandemico. Quindi diciamo che porterò i saluti dell'assessore Messina, dell'assessorato al turismo, sport e spettacolo, il quale ci è sempre stato vicino in ogni periodo importante della nostra vita amministrativa. Anche il parco presenta questa iniziativa di presentazione degli spettacoli estivi. Gli spettacoli fanno parte di un palinsesto unito. Si sa bene che il Parco della Valle dei Templi non è certamente disgiunto dalla città, diventa un tutt'uno, è l'attrattore culturale della città, la città ne è consapevole e l'amministrazione comunale ce ne sta dando atto, non fosse altro per un ragionamento di condivisione. In tutto questo naturalmente è il frutto di quello che diventa poi la valorizzazione territoriale, con degli eventi importanti che noi mettiamo a disposizione ma al tempo stesso sono stati messi a disposizione.